dansais comme Odin, Odin, Odin. Je dansais comme Odin, cha 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 cha. Je dansais comme Odin. Laissez-moi comme ça, laissez-moi comme ça. Tous les webobos c'est Santa Lucia. Laissez-moi comme ça, laissez-moi comme ça. Tous les webobos c'est Santa Lucia. Benyarico Poui, j'aime ma Vanessa. Le genre les fleurs, est-ce que tu connais ça? Je tape le Mutumba, est-ce que tu connais ça? J'habite à... Eccoci qua Italia, finalmente, finalmente. Adesso ci manca da collegare il fornetto e risolvere una piccola perdita di acqua che si è creata dietro il frigo, probabilmente muovendo i cavi uno si è allentato, comunque va là. Oh, mi piace perché nel gruppo Facebook ho anticipato le foto, no? Giusto per rovinarti un po' le puntate. E hanno detto, oh ma che rifiniture di merda, cioè grazie al cazzo non ci sono, ma dai, ovvio andranno fatte, no? Cioè qua verrà fatto un bordino, tipo questo qua, verrà fatto dal falegname e poi ovviamente davanti, compreso qua, la maschera che copre il tutto, insomma, ma è ovvio. Oh, curati sto Ducatino, piccolissimo, cioè neanche 5,40 secondo me, proprio veramente piccolissimo, occhio. Guarda, dolletti matrimoniali, che roba, visto che roba? E la doccia con sto giochetto qua, sai, quelle che giri il bagno doccia, ma non so quanto affidabile possa essere. In teoria dopo l'acqua scorre là, però ti resta il piatto bagnato da asciugare ogni volta che vieni fuori. Boh, sarebbe da vedere. Anzi, aspetta che vediamo. Dai. So che ti sei curioso. Dai. Fa vedere sta roba. Come cazzo che funziona? Sì, qua c'è la doccia, quindi sghinzi qua a 1000, quindi c'è da asciugare tutto. Work in progress, fascettazione e ordine dei cavi. Comunque vedi, aria ce n'è a sufficienza e il frigo è ben distante. Dopo mi isolano nuovamente, diciamo, la parte sopra dove gli è stata fatta una parete, diciamo, artigianale in alluminio in modo che non entrino i gas all'interno dell'abitacolo e mi sembra che sta venendo bene, insomma. Poi gli montiamo le ventole. Da Italia che fra un po' vado via. Allora adesso ci manca da installare le ventole, più avanti metterò quelle grandi magari con Mirko che hanno anche la luce LED blu e niente, provare poi il forno col generatore. È peccato solo per il falegname che si farà il prossimo anno. Sì, il prossimo anno, siamo a metà dicembre. Sì, perché non so dove mettere la roba, insomma, hai capito, quindi varrà spazio qua, giustamente cassetti dove mettere la roba, dove mettere tutto quello che c'è qua dentro, perché vedi tutta questa roba che mi occupa tutto in realtà sono tutte le cazzate basse che andranno nei cassetti e quindi anche qua ci vanno tutte provviste. Non mi ricordo se te l'avevo fatto vedere che ho già iniziato a mettere la roba, però vedi insomma che cacchio ci sta. Qua probabilmente farò 2 ripiani, forse, adesso vediamo, secondo me sì, senza secondo me sì, perché dopo viene una roba così, hai capito? Cioè molto più, non è tanto l'ordinato, ci sta molta più roba e è più accessibile. Oh CP, digli che facciamo come i romani, guarda. Che pacchia, CP. Oh, che pacchia! Buongiorno Italia, sì, finalmente è arrivato ed è stato installato il super frigo che tanto sognavo, il Dometic RMD 10.5T. Io ho scelto la versione compatta, quella di profondità, diciamo, per lasciargli maggior areazione, in quanto non ero sicuro di avere tutti gli spazi a sufficienza e per fortuna, insomma, questa scelta si è dimostrata perfetta, diciamo. Quindi adesso dietro ho tutti i suoi bei spazi che, ricordiamoci, ogni frigo, soprattutto quelli di casa, hanno bisogno del loro spazio per dissipare il calore o comunque anche per non creare problemi di surriscaldamento e di incendio nelle pareti, soprattutto nei camper, quelli che sono fatti di legno, diciamo, no? Questo frigo è l'ultimissimo modello della Dometic, anche questo l'ho acquistato su Frigolab, trovi il sito frigolab.it. Cercando e ricercando è sempre stato il sito che faceva i prezzi più bassi di tutti. Non vende solo frighi per camper, vende anche altri tipi di frighi, un po' di tutti i tipi, diciamo.
non ha magazzino, quindi cosa importante, non sono fondi di magazzino, quindi l'ammoniaca, il liquido che ha dentro il frigo non si cristallizza, no? E quindi ti arrivano proprio direttamente dalla fabbrica, cioè la fabbrica li fa e ti arriva direttamente a casa o dall'installatore dove vuoi farlo arrivare. Dicono, da quel che si legge nelle recensioni nel sito ufficiale della Dometic, che grazie a una nuova tecnologia, non si è però ben spiegato quale, questo frigo consente di raffreddare eccellentemente con qualsiasi condizione esterna. Sono state fatte le prove anche nel deserto australiano e anche lì ha dato risultati più che soddisfacenti. Speriamo, lo vedremo, lo seguiremo nelle varie puntate, soprattutto quest'estate, ok? Io gli ho montato comunque, nonostante abbia un eccellente sistema di dissipazione, perché hai visto nei video dell'installazione che bei dissipatori grandi avevano, ma comunque ho voluto montargli delle ventole di raffreddamento, quelle col sensore di temperatura che vanno in automatico, oppure puoi farle andare in manuale. Poi in futuro cambierò anche quelle ventole 8x8 con delle ventole 12x12, ossia più grande. Mantengo tutta la struttura della CBE con i regolatori e tutto quanto, solo che tolgo semplicemente le ventole da 8x8, sarebbe 8 cm per 8 cm, con quelle da 12x12. Come puoi vedere, l'apertura avviene in entrambi i lati, cioè tu puoi aprire sia il congelatore che il frigo sia dal lato sinistro che dal lato destro. Se tu li tiri tutti e due ti viene via la portella, può essere utile diciamo per certi tipi di pulizia, ecco. La capienza è di 153 litri, ben più che sufficiente per me, o almeno per le mie abitudini, i miei usi. Ciò che invece io apprezzerò tantissimo è il congelatore grande, perché non è tanto la dimensione del frigo, che un frigo di quelli standard piccoli mi poteva essere sufficiente, a volte magari con difficoltà, però insomma il più diciamo è sufficiente, ma col congelatore proprio non c'eravamo. In questo caso si avrà vita decisamente facile. Tieni conto, come dimensioni è profondo 55 cm, è alto 1,25 m e largo 52 cm. È anche abbastanza leggerino perché nonostante la sua dimensione è un 40 kg. Parliamo di ciò che interessa forse, ripeto, forse alla maggioranza delle persone, non è tanto la capacità del frigo che ti ho descritto, ma quella del congelatore. Il congelatore è 29 litri. Ho scelto nuovamente un frigo trivalente, fidandomi diciamo di queste nuove promesse, di questa nuova tecnologia, tenendomi comunque per buono che un giorno, nel caso in cui nelle nostre estati, sai, quando abbiamo 44 gradi e un tasso di umidità pazzesco, perché è l'umidità che manda in crisi i trivalenti, potrò installargli un compressore in modo da farlo diventare quadrivalente. Consiglio vivamente di fare questa operazione dopo la scadenza della garanzia, perché facendo questi tipi di modifiche fai decadere la garanzia. Frigo trivalente cos'è? Beh, per chi non lo sapesse, il frigo trivalente è un frigo che funziona sia con la corrente 220, ossia quando attacchi il tuo camper tramite il cavo alle colonnine dei campeggi oppure alla presa di casa tua, sia a gas ed infine anche a 12 volt. A 12 volt cosa significa? Solitamente viene collegato alla batteria motore, solitamente, e viene messo in funzione solo quando il motore si accende, in modo tale da usare principalmente l'alternatore del motore, capito? Se no rimarresti a piedi di batteria. Questo frigo, come ormai tutti i frighi nuovi, ha anche la comoda modalità automatico. Cosa significa? Io adesso sono fermo e non sono collegato a nessuna colonnina, il frigo sta andando a gas. Se io metto in moto il motore, il frigo automaticamente mi passa a 12 volt. Se io collego il camper a una colonnina o alla presa di casa, automaticamente mi passa a 220. Cosa interessante, cioè interessante che mette anche una certa tranquillità, diciamo, che quando tu spegni il motore non ti passa subito dalla modalità 12 volt alla modalità gas, no, c'è un quarto d'ora di tempo e difatti vedrai nel display il simbolo del rifornimento del carburante. Perché? Perché è abbastanza
pericoloso quando tu fai rifornimento avere il frigo acceso, in quanto c'è comunque una fiammella libera che lavora, soprattutto magari se hai il bombolone del gas che fai rifornimento del gas. A me è capitato una volta che al ragazzo gli è scivolata la pistola, si è creato un nuvolone. Io ovviamente tengo sempre il frigo spento, lo spengo prima di entrare al distributore, quindi per carità non è successo nulla, però se così non fosse stato saltavamo per aria tutti quanti. Sì, c'è poco da riderci, però insomma è per farti capire l'importanza di questa cosa. Consumo energetico medio a corrente alternata sei sui 4,4 kW per 24 ore. Consumo di gas invece sei sui 580 grammi sulle 24 ore. Dopo è sempre relativo in base a dove tu metti il camper, alla temperatura esterna, eccetera, eccetera, perché giustamente la fiammella del gas entra in funzione solo esclusivamente quando deve portare il frigo in temperatura. Quando ha raggiunto la temperatura si spegne. Il frigo, come puoi vederlo, è veramente bellissimo, oltre che spaziosissimo, ben organizzato, con tutti i suoi bellissimi ripiani, questa fantastica apertura doppia in alluminio, no? È veramente veramente molto bello, fa la sua bella scena con il display a LED, è veramente stupendo. Cosa importante che non mi dimentico, il discorso che facevamo dell'automatico prima, tu puoi anche forzarlo ad andare nella modalità in cui vuoi, ossia 220, 12 volt o a gas. Se ne sono contento? Beh, direi decisamente sì. Ovviamente adesso siamo in inverno, abbiamo una temperatura almeno qui, dentro al camper 25 gradi, perché si sa che Pullman è ben coibentato e solo con i vetri e con il riscaldamento del motore prima ho già ben riscaldato il tutto, difatti vedi sono vestito bello leggero, però ho potuto già notare la durezza dei cibi che erano all'interno del congelatore. Con il frigo che avevo una volta, diciamo, non è che non potevo permettermi di tenere dei gelati, però non erano belli duri come il frigo di casa. Qua invece la storia cambia, la storia veramente cambia. Vedremo, appunto, ripeto, come si comporterà quest'estate. Ci saranno altri video su questo frigo, che ovviamente è una delle cose che ci tengo di più nel camper. Eccolo! Oh, crazy, all of you.